Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi riflettiamo sulla parabola del buon samaritano. Un dottore della legge mette alla prova Gesù con questa domanda: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli chiede di dare lui stesso la risposta e quello la dà perfettamente. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù allora conclude: fa questo e vivrai. Allora quell'uomo pone un'altra domanda che diventa molto preziosa per noi. Chi è il mio prossimo? E sottintende i miei parenti, i miei connazionali, quelli della mia religione. Insomma, vuole una regola chiara che gli permetta di classificare gli altri in prossimo e non prossimo, in quelli che possono diventare prossimi e quelli che non possono diventare prossimi. E Gesù risponde con una parabola che mette in scena un sacerdote, un levita e un samaritano. I primi due sono figure legate al culto del Tempio. Il terzo è un ebreo scismatico, considerato come uno straniero, pagano e impuro, cioè il samaritano. Sulla strada da Gerusalemme a Gerico, il sacerdote e il levita si imbattono in un uomo moribondo che i briganti hanno assalito, derubato e abbandonato. La legge del Signore in situazioni simili prevedeva l'obbligo di soccorrerlo, ma entrambi passano oltre senza fermarsi. Erano in fretta e, non so, il sacerdote forse ha guardato l'orologio e ha detto: ma arrivo tardi alla messa, devo dire messa. E l'altro ha detto: ma non so se la legge mi permette perché c'è il sangue lì e io sarò impuro, ma vanno per un'altra strada e non si avvicinano. E qui la parabola ci offre un primo insegnamento. Non è automatico che chi frequenta la casa di Dio e conosce la sua misericordia sappia amare il prossimo. Non è automatico. Tu puoi conoscere tutta la Bibbia, tu puoi conoscere tutte le rubriche liturgiche, tu puoi conoscere tutta la teologia, ma del conoscere non è automatico il amare. L'amare ha un'altra strada, l'amore ha un'altra strada, con intelligenza, ma qualcosa di più. Il sacerdote e il levita vedono, ma ignorano, guardano, ma non provvedono. Eppure non esiste vero culto se esso non si traduce in servizio al prossimo. Non dimentichiamolo mai, di fronte alla sofferenza di così tanta gente sfinita dalla fame, dalla violenza e dalle ingiustizie, non possiamo rimanere spettatori. Ignorare la sofferenza dell'uomo cosa significa? Significa ignorare Dio. Se io non mi avvicino
a quell'uomo, a quella donna, a quel bambino, a quell'anziano, a quell'anziana che soffre, non mi avvicino a Dio. Ma veniamo al centro della parabola, il samaritano, cioè proprio quello disprezzato, quello sul quale nessuno avrebbe scommesso nulla e che comunque aveva anche lui i suoi impegni e le sue cose da fare. Quando vide l'uomo ferito non passò oltre come gli altri due, che erano legati al Tempio, ma ne ebbe compassione, così dice il Vangelo, ne ebbe compassione, cioè il cuore, le viscere si sono commossi. Ecco la differenza. Gli altri due videro, ma i loro cuori rimasero chiusi, freddi. Invece il cuore del samaritano era sintonizzato con il cuore stesso di Dio. Infatti la compassione è una caratteristica essenziale della misericordia di Dio. Dio ha compassione di noi. Cosa vuol dire? Patisce con noi. Le nostre sofferenze Lui le sente. Compassione, patire con. Il verbo indica che le viscere si muovono e fremono alla vista del male dell'uomo. E nei gesti e nelle azioni del buon samaritano riconosciamo l'agire misericordioso di Dio in tutta la storia della salvezza. È la stessa compassione con cui il Signore viene incontro a ciascuno di noi. Lui non ci ignora, conosce i nostri dolori, sa quanto abbiamo bisogno di aiuto e di consolazione, ci viene vicino e non ci abbandona mai. Ma possiamo ognuno di noi farci la domanda e rispondere nel cuore: io ci credo? Io credo che il Signore ha compassione di me? Così come sono, peccatore, ho tanti problemi, tante cose. Pensare a quello. E la risposta è sì, ma ognuno deve guardare nel cuore se ha la fede in questa compassione di Dio, il Dio buono che si avvicina, ci guarisce, ci carezza. E se noi lo rifiutiamo, Lui aspetta, è paziente, sempre accanto a noi. Il samaritano si comporta con vera misericordia, fascia le ferite di quell'uomo, lo trasporta in un albergo, se ne prende cura personalmente e provvede alla sua assistenza. Tutto questo ci insegna che la compassione, l'amore non è un sentimento vago, ma significa prendersi cura dell'altro fino a pagare di persona. Significa compromettersi, compiendo tutti i passi necessari per avvicinarsi all'altro fino a immedesimarsi con lui. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Ecco il comandamento del Signore. Conclusa la parabola, Gesù ribalta la domanda del dottore della legge e gli chiede: qui di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? La risposta è finalmente inequivocabile: chi ha avuto compassione di lui. All'inizio della parabola per il sacerdote e il levita, il prossimo era il moribondo. Al termine, il prossimo è il samaritano che si è fatto vicino.
Gesù ribalta la prospettiva. Non stare a classificare gli altri per vedere chi è prossimo e chi no. Tu puoi diventare prossimo di chiunque incontri nel bisogno e lo sarai se nel tuo cuore hai compassione, cioè hai quella capacità di patire con l'altro. Questa parabola è uno stupendo regalo per tutti noi e anche un impegno. A ciascuno di noi Gesù ripete ciò che disse al dottore della legge. Va e anche tu fa così. Siamo tutti chiamati a percorrere lo stesso cammino del buon samaritano, che è figura di Cristo. Gesù si è chinato su di noi, si è fatto nostro servo e così ci ha salvati, perché anche noi possiamo amarci come Lui ci ha amato, allo stesso modo. Grazie.